Questa è la storia di Venezia, quindicesima parte dal 1508 al 1516, la guerra della Lega di Cambrai. A metà marzo del 1508 la Repubblica di Venezia nomina il suo candidato alla vacante diocesi di Vicenza, fornendo la scusa per essere attaccata. Il 10 dicembre 1508 si incontrano a Cambrai i rappresentanti di Francia, Sacro Romano Impero e Spagna, fondando la Lega di Cambrai, una coalizione anti-veneziana in cui vengono invitati anche il Papa Giulio II e molti altri sovrani. Lo scopo della Lega è la spartizione dei territori della Serenissima. Venezia si offre il 4 aprile 1509 di restituire Faenza e Rimini allo Stato della Chiesa, ma ormai Giulio II ha già aderito alla Lega di Cambrai. Il 15 aprile Luigi XII lascia Milano a capo di un esercito entrando in territorio veneziano. Per difendersi, Venezia assume un esercito mercenario capitanato dai condottieri Niccolò di Pitigliano e Bartolomeo d'Alviano. Il Pitigliano ha una strategia più conservativa, mentre D'Alviano più orientato all'offensiva. I due non riescono a trovare un accordo e quando Luigi XII attraversa il fiume Adda a inizio maggio, con quasi 40.000 uomini, D'Alviano avanza per andargli incontro, mentre il Pitigliano si allontana verso sud. Il 14 maggio D'Alviano, trovandosi in inferiorità numerica davanti ai francesi nella battaglia di Agnadello, invia una richiesta di rinforzi al Pitigliano, che risponde ordinandogli di interrompere il combattimento. Lo stesso D'Alviano, ignorando i nuovi ordini, prosegue nella battaglia, finché il suo esercito non viene circondato e distrutto. Il Pitigliano riesce ad evitare l'esercito francese, ma le sue truppe mercenarie disertano in massa, costringendolo a ritirarsi a Treviso e a Mestre, con quello che rimane dell'esercito veneziano. Di fronte alla sconfitta e l'impossibilità di fronteggiare la potenza avversaria, la Repubblica decide l'evacuazione dei suoi domini di terraferma, per concentrarsi nella difesa della laguna, sciogliendo le province dall'obbligo di fedeltà. Il 15 maggio Caravaggio apre le porte ai francesi, il 17 maggio cade Bergamo, il 24 Brescia con Cremona e Crema. Le principali città non occupate dai francesi come Padova, Verona, Vicenza, Bassano, Belluno e Feltre vengono lasciate indifese dal ritiro di Pitigliano e si arrendono rapidamente all'imperatore Massimiliano I e la città di Venezia si prepara all'assedio. Papa Giulio II invade la Romagna e prende Ravenna grazie all'aiuto del duca di Ferrara, che riesce ad annettere il Polesine, mentre a sud gli spagnoli riconquistano i porti della Puglia. Nelle città occupate i governatori imperiali si rendono presto impopolari e a metà di luglio i cittadini di Padova, aiutati da distaccamenti di cavalleria veneziana, si ribellano, liberando la città il 17 luglio. L'imperatore Massimiliano risponde mandando un enorme esercito, che assedia Padova il 15 settembre 1509. Nonostante una breccia nelle mura, i difensori riescono a tenere la città, finché l'esercito imperiale, colpito da fame e malattie, è costretto ad abbandonare l'assedio il 30 settembre, ritirandosi nel Tirolo. A metà di novembre le truppe veneziane sconfiggono facilmente le restanti forze imperiali, riprendendo Vicenza, Este, Feltre e Belluno, distruggendo anche un esercito pontificio. La battaglia di Polesella, un attacco via fiume su Ferrara da parte delle galee veneziane, non ha invece successo e una nuova avanzata francese costringe i veneziani a ritirarsi di nuovo a Padova. Dato che una Francia troppo potente in Italia è una minaccia per gli interessi del Papa, Giulio II cambia alleanza e si allea con Venezia il 24 febbraio 1510. I veneziani il 26 novembre riescono a riprendere Vicenza e poco dopo anche Bassano, Feltre, Belluno, Cividale, Castelnuovo, Monselice, Montagnana e il Polesine. Giulio II, dopo contrasti col duca di Ferrara, ancora alleato coi francesi, intende conquistare il suo ducato per annetterlo allo Stato della Chiesa. Ritenendo le proprie forze inadeguate per l'impresa, il Papa assume un esercito di mercenari svizzeri, ordinandoli di attaccare i francesi a Milano, che però poco dopo, pagati dal re francese, si ritirano. Il Papa intanto conquista Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. L'esercito francese è libero di marciare a sud, ma il 12 luglio è costretto alla ritirata, consentendo al Papa di prendere Sassuolo, Concordia e nei primi giorni dell'anno successivo anche Mirandola, dopo un lungo assedio in cui partecipa lo stesso Giulio II, nonostante l'età avanzata. I francesi riescono a riprendere di nuovo Concordia e Castelfranco Emilia, mentre l'esercito pontificio si ritira a Casalecchio e il duca di Ferrara sconfigge le forze veneziane lungo il fiume Po, permettendo ai francesi di conquistare Bologna il 23 maggio. Nel giugno 1511 la maggior parte della Romagna è nelle mani dei francesi. In risposta Giulio II proclama una Lega Santa contro la Francia. La nuova alleanza cresce rapidamente, fino a includere non solo gli spagnoli e il Sacro Romano Impero, ma anche l'Inghilterra. Nell'ottobre del 1511 le truppe francesi assediano Treviso, ma non riuscendo nell'impresa rinunciano. I francesi, dopo aver controllato l'avanzata delle truppe spagnole su Bologna, sconfiggono i veneziani a Valeggio, ma consapevoli che gran parte del loro esercito sarebbe stato presto destinato a evitare l'imminente invasione inglese, con i ferraresi assediano Ravenna, ultima roccaforte papale in Romagna.
nella speranza di costringere la Lega Santa in un combattimento decisivo. L'11 aprile 1512, nella battaglia di Ravenna, gli spagnoli e le truppe pontificie subiscono una pesante sconfitta e i francesi e i ferraresi prendono e saccheggiano la città per poi ripiegare. Il 5 giugno i veneziani riprendono Cremona e Bergamo. Giulio II riprende l'intera Romagna, Bologna, Reggio e Modena, conquistando anche Parma e Piacenza, mentre i francesi si rinchiudono a Pavia. Ad agosto gli svizzeri si uniscono all'esercito veneziano, costringendo i francesi ad abbandonare Milano, permettendo allo Sforza di essere nominato duca grazie al loro sostegno. Giulio II, approfittando della situazione, ordina agli spagnoli di invadere Firenze, che lo aveva irritato per aver permesso ai francesi di convocare il Concilio di Pisa contro di lui, rovesciando la Repubblica e insediando come governatore della città Giuliano de' Medici, fedele alleato papale. Il 18 settembre i veneziani riprendono Brescia e Crema, gli imperiali riprendono Legnago e lo Sforza prende Novara, e il 29 settembre riceve dagli svizzeri Milano. 9 alleati entrano però in contrasto, dato che imperiali spagnoli non sono d'accordo che il Ducato di Milano vada allo Sforza, che il Papa si annetta a Ferrara e soprattutto l'imperatore non vuole restituire i territori veneziani occupati, e si accorda col Papa per escludere la Serenissima dalla spartizione territoriale finale. In risposta Venezia cambia schieramento e il 23 marzo 1513, firmando il Trattato di Blois, si allea con la Francia. Alla fine di maggio del 1513 i francesi attraversano la Lombardia incontrando poca resistenza, conquistano Milano, assediano Novara, ma vengono sconfitti lì il 6 giugno dagli svizzeri, venendo costretti a lasciare Milano. In patria i francesi vengono poi sconfitti dagli spagnoli e dagli inglesi, che riescono anche a battere gli scozzesi chiamati in guerra da Luigi XII. Il re di Francia alla fine è costretto ad accettare un trattato di pace, rinunciando alla Lombardia. Nel frattempo i veneziani, ora senza sostegno francese, si ritirano nel Veneto, inseguiti dagli spagnoli che, non riuscendo a prendere Padova, penetrano in profondità nel territorio, tentando di cannoneggiare Venezia, ma senza possibilità di prenderla, ripiegano in Lombardia. I veneziani, rinforzati, inseguono gli spagnoli, affrontandoli fuori Vicenza il 7 ottobre, nella battaglia della Motta, ma vengono sconfitti. La Lega Santa non riesce però ad approfittare di questa vittoria. Spagnoli imperiali e veneziani continuano a combattersi per il resto del 1513 e 1514, consentendo alla fine alla Serenissima la riconquista del Friuli. Tra il 20 e il 21 febbraio 1513 muore Giulio II e gli succede Papa Leone X. Il 1 gennaio 1515 muore anche Luigi XII e diventa re di Francia Francesco I, che intendendo riavere il Ducato di Milano riprende la guerra. Evita i passi alpini controllati dagli svizzeri e pontifici e a Villafranca Piemonte batte i milanesi. Il 14 settembre, aiutato dai veneziani, batte gli svizzeri nella battaglia di Marignano, consentendogli di riprendersi tutto il Ducato di Milano. Il Papa, abbandonato ai suoi mercenari svizzeri, riconsegna Parma e Piacenza ai francesi e Modena e Reggio al Duca di Ferrara. Infine, il Trattato di Noyon, firmato da francesi e spagnoli nel mese di agosto 1516, riconosce Milano ai francesi e Napoli agli spagnoli. L'imperatore Massimiliano tenta ancora di invadere la Lombardia, ma senza successo. A dicembre 1516 tratta con la Francia a Bruxelles. I due trattati di pace confermano anche la restituzione ai veneziani di tutti i territori con l'eccezione di Cremona, le città della Romagna e i porti pugliesi, facendo sostanzialmente tornare la mappa dell'Italia allo status quo precedente il conflitto. Ma gli stati italiani sono più indeboliti e sempre più minacciati da potenze straniere.